Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È durato un'ora l'interrogatorio del boss Matteo Messina Denaro, sentito dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido, i magistrati che hanno coordinato l'inchiesta che ha portato all'arresto del capomafia. Messina Denaro ha risposto ad alcune domande alla presenza del suo legale, l'avvocatessa Lorenza Guttadauro. L'interrogatorio, che si è svolto nel carcere dell'Aquila, dove il boss è detenuto in totale isolamento al 41 bis, non è stato secretato. Messina Denaro è in buone condizioni di salute e viene sottoposto alle terapie oncologiche all'interno della struttura carceraria. I carabinieri della compagnia di Monreale nel Palermitano hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 7 persone indagate a vario titolo per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e furto in abitazione. Secondo le indagini, il giro d'affari della vendita di droga si aggirava sui 100.000 euro all'anno. Il centro dell'attività era una taverna abusiva a ritrovo della tifoseria Ultras del Palermo, dove si confezionava e poi si spacciava la droga. Sequestro di beni patrimoniali finalizzato alla confisca ai danni di Salvatore Fiore, affiliato alla famiglia Santa Paola Ercolano di Catania. Ad emettere il provvedimento è stato il Tribunale di Catania, sezione di misure e prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica Etnea. Salvatore Fiore è considerato un affiliato della famiglia Santa Paola Ercolano ed è un pluripregiudicato di 55 anni, attualmente detenuto dopo l'arresto avvenuto nell'operazione dei Carabinieri del 2013 denominata Fiori Bianchi. La regione siciliana si presenta all'edizione della BIT 2023 reduce da una stagione che ha fatto registrare importanti risultati in termini di arrivi turistici nazionali e internazionali, secondo i primi dati diramati dall'Osservatorio Turistico Regionale per il 2022. In continuità con il 2021, in sostanza, si registrano nuovamente variazioni positive nelle principali variabili relative alla movimentazione dei turisti sia italiani che stranieri. A sottolinearlo è il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Le strategie di promozione turistica della regione siciliana, sottolinea Schifani, continueranno a mettere al centro le nostre azioni l'immenso patrimonio storico e culturale del nostro territorio. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.